Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Signore e signori, signor prefetto, gentili ospiti, buon pomeriggio e benvenuti alla fase conclusiva della 54esima edizione del concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto, con il concerto dei migliori classificati valido per l'assegnazione del 26esimo Gran Premio Efrem Casagrande. Un saluto anche al pubblico da casa. Ricordo infatti che l'evento è trasmesso in diretta web sui canali social del concorso e del Comune di Vittorio Veneto, grazie al supporto del Consorzio di tutela Prosecco Doc. Quest'anno abbiamo con noi 12 complessi corali che hanno partecipato a 16 competizioni. Sono 8 le regioni italiane rappresentate al concorso vittoriese. Infatti i cori partecipanti alle varie manifestazioni provengono da Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo e Sardegna. Prima della cerimonia di premiazione vorrei dare la parola al sindaco Antonio Miatto e all'assessore alla cultura Antonella Uliana, che invito sul palco. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, ben trovati e ben ritrovati a Vittorio Veneto. Con grande soddisfazione che noi continuiamo con la tradizione dei nostri concorsi di violino del nazionale corale e le cose finiscono, ma se si vuole raccogliere il frutto di tanto lavoro bisogna farle finire, giudicare e dare il premio a chi più bravo si è dimostrato. Io posso dire che l'amministrazione è ben felice di continuare con questa tradizione e quindi è garantito che ambedue queste nostre kermesse continueranno nel tempo, quindi arrivederci a tutti alla prossima edizione. Ed è una bellissima promessa, perché anche questo concorso corale, devo dirvi, avendolo vissuto in questi 2 giorni, è stato un concorso particolarmente emozionante, perché ha avuto per noi il sapore della ripartenza, la gioia di ricominciare e di ricominciare con la musica, con i gruppi musicali, perché sappiamo molto bene quanto il comparto cultura abbia sofferto in questo lungo periodo della pandemia e in particolare l'attività coreutica, proprio per le caratteristiche che ha sicuramente sofferto molto. Quindi la gioia di accogliere qui nella nostra città, in questi 2 giorni tra l'altro di sole, quindi particolarmente accogliente, questi meravigliosi cori che ci hanno riempito di gioia con i loro programmi e le loro canzoni. La cosa che a me è piaciuta particolarmente
e mi sento di dirlo perché so che in molti state ascoltando anche in diretta web, è il fatto che questa competizione sia stata caratterizzata non da uno spirito di rivaleggiare, di primeggiare, ma ho visto una collaborazione, ho visto il desiderio e la volontà di mettere insieme le proprie forze e di essere uniti nel nome di una passione comune, che poi è quella della musica, che è quella del bel canto. Quindi è una novità assolutamente piacevole e importante quella di aver dato la possibilità alle regioni da dove sono arrivati questi cori di poter vedere in diretta i loro cori, i cori che li rappresentano, cantare qui sul palco del Teatro da Ponte Vittorio Veneto. Il prossimo anno sarà la 55esima edizione, quindi un bel compleanno. Un compleanno che noi sappiamo già vogliamo celebrare, ricordare, festeggiare nel modo dovuto, anche ritornando a farlo proprio nel periodo in cui il concorso è nato. E quindi noi vi aspettiamo tutti e vi diamo appuntamento a maggio del 2022, tra pochi mesi. Grazie. Ma no, aspettate, rimanete pure sul palco, vi chiedo di rimanere con me perché diamo il via alle premiazioni, insomma, per cui mi fate un po' di compagnia. Ricordo che la manifestazione è organizzata dal Comune di Vittorio Veneto e realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso. Il concorso di FENIARCO, Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Corali, ASAC, Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali per il Veneto, Sezione e Coro ANA di Vittorio Veneto, il Consorzio Tutela Prosecco DOC e la Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio. Un ringraziamento va inoltre agli studenti dell'Istituto Alberghiero Alfredo Beltrame di Vittorio Veneto, ad Abaco SPA per il supporto, alla Scuola di Musica Arcangelo Corelli che ha messo a disposizione dei cori la propria sede, alla Parrocchia di Serravalle per aver dato la disponibilità del Duomo per lo svolgimento della categoria A e i locali del Patronato per i Cori. E poi un ringraziamento anche a tutti i volontari che si sono prodigati per la riuscita di questa manifestazione. E un ringraziamento infine agli esercizi pubblici e ai commercianti che hanno aderito alle proposte di convenzione e offerto agevolazioni ai coristi e ai loro familiari. Per cui grazie. Per dar corso alla premiazione invito a salire sul palco la commissione giudicatrice presieduta da Vladimiro Vagnetti e composta da Andrea Figallo, Luca Scaccabarozzi e Matteo Valbusa, per cui vi aspetto qui sul palco. Grazie. Ricordo poi che la commissione artistica è composta da Manolo Darold, Stefano Daros, Maria Dal Bianco, Giorgio Susana e Carlo Berlese, che ricopre anche il ruolo di coordinatore artistico e segretario della giuria. Prego, accomodatevi. Il palco è ampio. Infatti adesso invito anche i rappresentanti della FENIARCO, il General Manager Marco Fornasier in rappresentanza del presidente Ettore Galvani, dell'ASAC Veneto Pierluigi Galeazzo e Domenico Sabbadin, del coro e della sezione ANA Alessio Toffolone e Francesco Introvigne, della Banca Prealpi San Biagio nella persona del presidente Carlo Antiga. E invito anche Carlo Berlese, se vuole raggiungerci sul palco. Grazie. E ora diamo il via alle premiazioni. Per la categoria A, Polifonia Sacra a Cappella originale d'autore e coro di voci bianche, il terzo classificato, che riceverà il diploma di classifica e premio di 500 euro, è il coro dei piccoli cantori delle Colline di Brianza. Consegna il premio il maestro Vladimiro Vagnetti.
Congratulazioni. Grazie. Il secondo classificato col diploma di classifica e premio di 1.000 euro è il gruppo vocale Novecento femminile. Consegna il premio il maestro Andrea Figallo. E poi il primo classificato, vincitore del trofeo Città di Vittorio Veneto, diploma di classifica e premio di 1.500 euro, Sibi Consoni, Accademia Vocale di Genova. Consegna il premio il sindaco Antonio Miatto. E alla direttrice del coro, Roberta Paraninfo, viene consegnata una targa offerta dall'ASAC, Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali del Veneto, e consegnano il premio per ASAC Pierluigi Galeazzo e Domenico Sabbadin. Grazie e complimenti. Passiamo ora alla premiazione della categoria C, canto polifonico di ispirazione popolare. Il terzo classificato, con diploma di classifica e premio di 500 euro, è il coro Bachis Sulis. Consegna il premio il maestro Luca Scaccabarozzi. Una foto, attenzione, un momento. Il secondo classificato con diploma di classifica e premio di 1.000 euro va il gruppo vocale Novecento femminile. Consegna il premio il maestro Matteo Valbusa. E il primo classificato, vincitore del trofeo Città di Vittorio Veneto, diploma di classifica e premio di 1.500 euro offerto da Banca Prealpi San Biagio, è il coro Fartan. Consegnano il premio l'assessore alla cultura Antonella Uliana e il presidente di Banca Prealpi San Biagio Carlo Antiga. E alla direttrice del coro Elide Melchioni viene consegnata una targa offerta dall'ASAC, Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali del Veneto. Consegnano il premio per ASAC Pierluigi Galeazzo e Domenico Sabbadin.
E passiamo alla categoria D, Vocal Pop, Jazz, Gospel e Spiritual. Il terzo classificato con diploma di classifica e premio di 500 euro è Voci per Voi, Coro Gospel. Consegna il premio il maestro Vladimiro Vagnetti. Il secondo premio è andato a pari merito a due cori, hanno vinto il diploma di classifica e premio di 1.000 euro, i Joy Singers e le Pop-Up, che questi ultimi sono partiti, per cui spero ci stiano seguendo magari in streaming, e insomma siete qui anche virtualmente con noi. Consegna il premio il maestro Andrea Figallo. In questo caso abbiamo il rappresentante delle Joy Singers. Salutiamo le Pop-Up che hanno vinto anche loro il premio. In questa categoria il primo premio non è stato assegnato. Quindi passiamo alla categoria E, gruppi vocali. Il terzo classificato con diploma di classifica e premio di 500 euro è andato anche questo pari merito al coro Fartan e a piccoli cantori delle colline di Brianza. Consegna il premio il maestro Matteo Valbusa. Quindi anche qui un premio doppio. Di questa categoria il secondo premio non è stato assegnato. È invece stato assegnato il primo premio, vincitore del trofeo Città di Vittorio Veneto, diploma di classifica e premio di 1.500 euro, al gruppo vocale Garda Trentino. Consegna il premio l'assessore alla cultura Antonella Uliana e al direttore del coro Enrico Miaroma viene consegnata una targa offerta dall'ASAC, Associazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto. Consegnano il premio per l'ASAC Pierluigi Galeazzo e Domenico Sabadin. Ma i premi non sono finiti. Andiamo avanti. Il premio di 300 euro offerto dal coro ANA e dalla sezione ANA di Vittorio Veneto quest'anno non è stato assegnato. Invece il premio di 500 euro offerto dall'ASAC, Associazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto, per il complesso Veneto iscritto all'associazione stessa, ritenuto migliore dalla commissione giudicatrice, viene assegnato al gruppo vocale 900 femminile diretto da Maurizio Sacquegna, e consegnano il premio per ASAC Veneto Pierluigi Galeazzo e Domenico Sabadin.
Il premio di 300 euro per la migliore esecuzione di una composizione polifonica rinascimentale è stato assegnato al Coro Fartan, diretto da Elide Melchioni. Consegna il premio il maestro Vladimiro Vagnetti. Non se l'aspettava. Una sorpresa! Il premio di 300 euro al complesso che nel programma ha dato maggior rilievo a composizioni ed elaborazioni di autori italiani scritte dal 1950 ad oggi, tenuto conto anche della qualità dell'esecuzione, è stato assegnato al gruppo vocale Garda Trentino, diretto da Enrico Miaroma. Consegna il premio il maestro Matteo Valbusa. Il premio di 300 euro che tra le varie categorie ha presentato il progetto programma ritenuto più interessante tra quelli proposti nelle varie categorie, tenuto conto anche della qualità dell'esecuzione, è stato assegnato a Sibi Consoni, Accademia Vocale di Genova, diretto da Roberta Paraninfo per il programma Nunc Dimittis. Consegna il premio il maestro Carlo Berlese. E niente, io vi ringrazio, adesso potete accomodarvi che si comincia con il concerto finale per l'assegnazione del Gran Premio Efrem Casagrande, per cui grazie. E lasciamo spazio alla musica. Diamo il via, dunque, al concerto dei cori migliori classificati, vincitori del trofeo Città di Vittorio Veneto, valevole per l'assegnazione da parte della commissione giudicatrice del 26esimo Gran Premio Efrem Casagrande e di una pregiata confezione di vino offerta dal Consorzio Prosecco DOC. Mi raccomando, chiedo al pubblico in sala di spegnere i telefoni cellulari. Il primo a esibirsi è il coro vincitore della categoria A, musica sacra, cappella originale d'autore, Sibi Consoni, Accademia Vocale di Genova, diretto da Roberta Paraninfo, che ci farà sentire di Piovano, Salva Nos, di Da Palestrina, Nunc Dimittis, di Holst, Nunc Dimittis.
Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé. Osa in rosa. Per la categoria C, canto polifonico di ispirazione popolare, sentiremo il coro Fartan di Marzabotto, diretto da Elide Melchioni, e ci proporranno di Danola, Madonna Nui Sapimu, e alcune elaborazioni di Melchioni, Nebbia alla valle, Cuti Ludissi e La Zamara. Grazie.
Ascare cavalile tascari, ascare cavalile tascari, e tante coda metiste, parapiglia piglia, parapiglia parapiglia piglia. Ma donde noi sappiamo migliorare, ma donde noi sappiamo migliorare, ascare cavalile tascariglia, ascare cavalile tascariglia, e tante metiste, parapiglia parapiglia parapiglia. Le caramelle sappiamo suonare, le caramelle sappiamo suonare, le parate di Renzo la figlia, le parate di Renzo la figlia, e la seconda
La
Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé. Osa in rosa. Per la categoria E, gruppi vocali, sentiremo il gruppo vocale Garda Trentino di Riva del Garda, diretto da Enrico Miaroma. Il programma prevede di Durighello, Guerra, di Zanetti, Nuvole, di Ferrario, Faragubin.
un contratto! Tanti anni dopo, più che vecchio, non poté campar. Il suo spirito
Ringraziamo ancora una volta i cori vincitori che abbiamo sentito, Sibi Consoni, Accademia Vocale di Genova, il coro Fartan di Marzabotto in provincia di Bologna e il gruppo vocale Garda Trentino di Riva del Garda. E ora dobbiamo lasciare il tempo alla commissione giudicatrice di ritirarsi per decretare il vincitore del 26esimo Gran Premio Eferem Casagrande, per cui facciamo una breve pausa e chiedo a chi ci sta seguendo da casa in diretta di rimanere ovviamente collegato in attesa del rientro della commissione. Grazie. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio, Prosecco Doc, a chi ha l'Italia nel cuore.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile. Ed eccoci all'assegnazione del 26esimo Gran Premio Efrem Casagrande. Prima di annunciare il verdetto, però, vorrei dare la parola al presidente di giuria Vladimiro Vagnetti e invito qui sul palco anche tutta la commissione giudicatrice. Grazie. Buonasera a tutti. A nome dei miei colleghi della giuria vorrei esprimere un ringraziamento al Comune di Vittorio Veneto che con grande impegno e come segno di speranza ha voluto realizzare questa edizione del concorso, la 54esima edizione, che poteva essere un fallimento. Invece è per noi un grandissimo orgoglio essere stati qui nella edizione che sarà ricordata come l'edizione della rinascita, della ripartenza. È anche un motivo di grande soddisfazione perché abbiamo potuto ascoltare 12 cori, che è un numero incredibile data la situazione, e questi cori hanno espresso tutta la ricchezza e la varietà dei generi, degli stili, e quindi hanno espresso una coralità bella, che è anche questo un segno di rinascita, di ripartenza, quindi di grande speranza. Quindi il mio grazie va a Carlo Berlese, perché grazie alla sua impeccabile organizzazione abbiamo potuto lavorare in armonia e con una grande unità di giudizio. Perciò ecco, grazie a tutti e auguri per la 55esima edizione. Ricordo che il trofeo è dedicato alla memoria di Efrem Casagrande, fondatore e anima artistica del concorso, nostro illustre concittadino che ha portato nel mondo il nome di Vittorio Veneto. Grazie. Invito sul palco anche il sindaco di Vittorio Veneto e il general manager della Feniarco Marco Fornasier, in rappresentanza del presidente Ettore Galvani. Ed eccoci qua. La commissione giudicatrice ha deliberato a scrutinio segreto di assegnare all'unanimità il 26esimo Gran Premio Efrem Casagrande al coro Sibi Consoni Accademia Vocale di Genova, diretto da Roberta Paraninfo. Che invito ovviamente sul palco. La Feniarco, Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali, consegna il Gran Premio di 1.500 euro, una targa ricordo e consegna il premio al general manager della Feniarco Marco Fornasier e consegna il diploma al sindaco Antonio Miatto. Oltre a questo, il coro vincitore riceverà una pregiata confezione di vino offerta dal consorzio Prosecco Doc.
Beh, prima di darci appuntamento all'anno prossimo, io inviterei qui sul palco il coro vincitore se vuole allietarci con un ultimo saluto, un'ultima esibizione. Grazie. Se hanno voglia di concederci questo saluto, il saluto dei vincitori del Gran Premio Efrem Casagrande. Vorremmo fare tutta la musica di questo mondo, rifaremo l'ultimo brano che abbiamo eseguito oggi di Gustav Holst, Nunc Dimittis. Prima di eseguirlo vorrei che faceste un particolare applauso alla compositrice dei primi nostri 2 brani che sono stati scritti apposta per questo progetto, Camilla.
E grazie mille al coro Sibi Consoni, Accademia Vocale di Genova, vincitore del premio Efrem Casagrande di quest'anno. Io vi ricordo, visto che state già uscendo dal teatro, di mantenere la mascherina e di distanziarvi, e vi do appuntamento a maggio 2022 con un grandissimo traguardo, il 55esimo concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. E niente, grazie di essere venuti. Viva Vittorio Veneto, città della musica! Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.